Concerto dei Carabel in Piazza della Repubblica con grigliata per oltre 300 persone. In questa cornice carica di entusiasmo il Salute si è presentato alla propria tifoseria, una presentazione, quella di quest'anno, del tutto particolare, durante la quale è ripetutamente circolata la parola fusione. In riva a Livenza, anche se vi è da attendere il parere vincolante della FIGC, in considerazione del fatto che i termini per la presentazione delle domande sono ampiamente scaduti, il matrimonio con il Caorle, società che non si è iscritta ad alcun campionato di categoria, sembra già un elemento dato per scontato. Il Salute quindi è pronto a trasferirsi sul rettangolo di gioco dello stadio Piggiato, dando vita ad un progetto di grandi proporzioni che guarda avanti, all'obiettivo dichiarato della Serie D e allo sviluppo del proprio settore giovanile in stile professionistico. Indipendentemente dal matrimonio e dal campo di gioco, la prima squadra è comunque pronta, costruita per puntare in alto, e questo nonostante un torneo dove il gruppo delle pretendenti al salto di categoria appaia in partenza piuttosto folto ed agguerrito. 8 gli addii: Battistuta, Pasian, Scarpi, Vivan, Berto, Giordano e Solcin, e 9 gli arrivi. A mister Vladimiro Carraro è stato consegnato un organico sicuramente rinforzato, con gli innesti in difesa di Andrea Zanon dal Brian Perecinico e Lorenzo Bergamo dalla Liventina. A centrocampo sono arrivati Riccardo Zanon dal Giarlis Muzzane e Matteo Cestar dal Porto Mansuè, assieme a Marco Cicuto dal Caorle e Nicolò Marsonetto dalla Liventina. I volti nuovi in attacco sono invece Umberto Caggiano dal Caorle e Umberto Mioli dalla Liventina. Di quel che è stato il Caorle c'è anche il capitano, vale a dire il portiere Mattia Gonella. Erano diversi anni che con il direttore sportivo di Donè ci parlavamo. Un progetto ambizioso, un progetto che ho avuto modo di testare l'altro anno. Ho fatto un paio di allenamenti qua perché a Caorle purtroppo non ce n'era la possibilità. E ho visto che molta gente preparata, molta gente ambiziosa, e quindi ho accettato subito per ritornare io in forma e per ritornare sicuramente a fare un calcio a un certo livello. Abbiamo approfittato di questa serata per ringraziare tutti, ma anche perché tutte le persone, gli addetti ai lavori, vedessero qual è l'interesse che si sta creando attorno a questa società che ha già fatto molto, però come si usa negli ambienti sportivi ogni vittoria è un punto di partenza e non un punto d'arrivo.